All'Orlando Strinati di Terni va in scena la finale di ritorno tra Terni FC e Cairese, che decreterà chi tra i ragazzi di Borrello e Boschetto andrà in Serie D. L'andata in Liguria era terminata con un pirotecnico 4-2 per i padroni di casa, quindi oggi Tozzi Borzoi e compagni sono chiamati all'impresa nella speranza di ribaltare il risultato. A dirigere l'incontro ci sarà Roberto Aratri di Bari. Il match è nervosissimo sin dalle prime battute, gli animi si scaldano ad ogni contrasto e il signor Aratri è costretto a estrarre 3 cartellini gialli nei 12 minuti iniziali. Al 18° arriva la prima chance del match. Dopo una bella azione dei liguri sulla destra, Silvestri arriva al cross basso, ma sulla palla velenosa sono bravi i locali a rifugiarsi in corner. 11 minuti più tardi arriva la doccia fredda per i ragazzi di Borrello. Punizione dalla tre quarti messa dentro magistralmente da Silvestri. Anselmo svetta in modo perfetto e trova la risposta felina di Kunzi, il quale però si deve arrendere sul tapin di Hernandez, che è il più veloce a raccogliere la respinta e fa 1-0 per i suoi. Al 37° minuto arriva la prima conclusione del Terni FC. Dopo un'azione sviluppata sulla destra, la palla arriva a sinistra sui piedi di Flavioni, che carica un mancino forte ma non preciso. 5 giri d'orologio più tardi, chance ghiottissima per il Terni FC. Sugli sviluppi di un calcio di punizione di Bagnato si alza un campanile nell'area avversaria. Romeo fa la torre per Diandà, che a pochi passi da basso non riesce ad inquadrare la porta e calcia fuori. Al 47° minuto raddoppia la Cairese. Entrano ancora dalla destra i giallo-blu. Sul cross a mezza altezza conclude il neoentrato Facello, la palla colpisce Caggiotti e Kunzi compie un altro miracolo, ma anche in questo caso il numero 1 locale non può niente sulla ribattuta di Turone. 2-0 per i liguri e colpo durissimo per Bagnato e compagni. Allo scadere del primo tempo, l'ultima chance è sui piedi di Sagassizabal. Il puntero argentino stoppa bene a seguire, ma Basso è attento, in uscita gli dice di no, intercettando la sfera. Le squadre rientrano dagli spogliatoi e la prima chance la crea il solito Silvestri. Il 10 ospite si crea spazio e conclude da fuori, ma la palla termina alta sopra la traversa. Al 14° minuto, ottima palla gol per Tozzi Borzoi. Corner di Pacilli, bravo De Sagassizabal a cercare proprio l'attaccante romano, che impatta di testa ma la spedisce oltre la traversa da ottima posizione. Piove sul Bagnato per il Terni FC e al 19° minuto i ragazzi di Borrello restano addirittura in 10 uomini. Il numero 20, dopo aver fatto fallo ai danni dei Graziani, gli rifila un pestone, che per Aratri significa rosso diretto. 8 minuti più tardi i locali vanno a centimetri dal 2-1. Pacilli calcia bene un corner e la palla arriva a Romeo. Il difensore impatta la sfera, ma Gargiulo la mette di nuovo in corner, salvando i suoi. Pochi secondi dopo Bagnato reclama un penalty. Il 22 controlla bene un lancio di Flavioni. L'estremo difensore ospite esce e prende tutto, ma per il direttore di gara non c'è niente e viene assegnato il calcio d'angolo. Al 36° sciupa il 3-0 Facello. Altro corner con il contagiri di Silvestri. Il numero 16 tutto solo impatta di testa, ma la manda sul fondo. Al 45° minuto il Terni FC rimane addirittura in 9. Al momento della sostituzione Silvestri perde tempo, Romeo va a contatto con lo stesso numero 10 spronandolo energicamente e l'arbitro lo ammonisce per la seconda volta, mandandolo anzitempo negli spogliatoi. Per Aratri non c'è più tempo, fischia 3 volte e sancisce il termine del match. Cairese che vince 2-0 allo Strinati e in virtù anche del 4-2 dell'andata vince il doppio scontro nella finale e va in Serie D. Escono sconfitti invece Bagnato e compagni, che dopo una stagione sorprendente sono costretti ad abbandonare il sogno della Serie D. I ragazzi di Borrello hanno disputato un'annata meravigliosa e l'anno prossimo ci riproveranno fino all'ultimo minuto. Da segnalare la bellissima ovazione del pubblico di casa all'uscita di Romano Tozzi Borzoi. Per l'eterno bomber, infatti, quella di oggi è stata l'ultima partita da calciatore. Si chiude così una carriera condita da prestazioni eccellenti, squadre importantissime, ma soprattutto tantissimi gol segnati. Sì, ma ce lo aspettavamo, era anche giusto, vieni a casa di una squadra forte che ha fatto un campionato incredibile, gli faccio i complimenti, ho appena finito di fare i complimenti al Presidente. Quando giochi queste partite sono partite equilibrate, che vengono spostate da piccole situazioni. Devo ammettere che nel doppio confronto siamo stati superiori, probabilmente siamo stati superiori perché noi ci siamo arrivati in grande condizione fisica e mentale, e questo ha fatto la differenza sia domenica scorsa che oggi. Obiettivamente abbiamo corso di più, abbiamo pressato di più, abbiamo meritato di vincere sia domenica che oggi, quindi faccio i complimenti ai ragazzi, hanno fatto un percorso clamoroso. Considera che dai playoff noi le abbiamo vinte tutte, compresa oggi, non era facile, hanno dimostrato di essere forti, grandi, hanno riportato a Cairo dopo 33 anni la Serie D, e più che fargli i complimenti
non mi rimane. Nella doppia sfida ha vinto la squadra più forte sul campo, noi ce l'abbiamo messa tutta fino alla fine, quindi è chiaro che quando si perde uno è giù di morale, come è giusto che sia, però ripeto, ringrazio tutti, in particolar modo Romano lo ringrazio di cuore perché a 45 anni gli abbiamo chiesto di fare uno sforzo che credo non avrebbe fatto nessuno, quindi lo ringrazio veramente di cuore. Da cosa riparte questo Terni FC e quali obiettivi si porrà per la prossima stagione? Ma guarda, tanto adesso lo posso dire che il campionato è finito. Io a squadra ultimata all'inizio dell'anno gli ho detto, ho parlato nello spogliatoio, gli ho detto che ci saremmo giocati il campionato le ultime 3 partite del girone di ritorno. È stato così, purtroppo anche lì secondo me ha vinto il Foligno che ha meritato più di noi nell'arco della stagione, si è dimostrata più forte, è stata prima tutto l'anno. E ci abbiamo provato nei playoff facendo una grande prestazione contro una squadra molto forte come l'Ossese e ci abbiamo provato anche nella doppia sfida contro gli avversari di oggi, però purtroppo non ci siamo riusciti. Ora stasera parlarti dell'obiettivo del prossimo anno sinceramente ti direi una stupidaggine. Stasera voglio fare semplicemente una cena con la mia famiglia come faccio ogni domenica e fare un po' alcune considerazioni sulla partita di oggi e poi magari tra qualche giorno inizieremo a parlare della prossima stagione.